A Gerusalemme ora dove si incrociano la messa della veglia pasquale dei cattolici, l'inizio della Pasqua ebraica e il mese sacro dei musulmani, il Ramadan, un sabato santo tra fede e rabbia. Il racconto è del corrispondente Giancarlo Gioielli. A Gerusalemme i momenti e i luoghi delle preghiere intrecciano devozioni e scontri. Stamane il patriarca latino Pizzaballa celebra al sepolcro la messa della veglia pasquale. Migliaia di cattolici nella basilica, mentre ieri a pochi centinaia di metri gli attivisti islamici si scontravano con l'esercito israeliano nella spianata delle moschee. Nel venerdì di Ramadan, mese sacro all'Islam, proprio sopra il Kotel, il muro occidentale, ciò che resta del Tempio di Salomone, dove gli ebrei pregavano nel primo giorno della Pesach ebraica. 500 gli arresti, 150 i feriti. Gesù risorge in mezzo alla distruzione, all'odio, alla guerra, ai migranti, ai conflitti etnici, ricorda il patriarca. Non è un generico fondamento etico di valori politicamente corretti, è una realtà, entra nella vita concreta, fatta di contraddizioni. Lo sanno le donne che lo accompagnano nella Via Crucis, fino al Calvario e al sepolcro. Annunciano la resurrezione, invitano gli apostoli ad uscire dal cenacolo, a non avere paura. Primo esempio di quella Chiesa in uscita di cui parla il Papa. 4 i morti sul lavoro nelle